Denunciati e multati 4 cacciatori, di cui 3 pregiudicati per aver ucciso esemplari a rischio d'estinzione. Riunione in prefettura, massima intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza. In provincia 60 nuovi casi e 15 ricoveri. Agrigento fa un balzo di più 12, Canicattì più 21 contagiati. La normalità fa notizia al comune di Agrigento, adesso le carte d'identità vengono rilasciate in 7 giorni. Un nuovo percorso lega la Valle dei Templi al centro storico di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Operazione anti-bracconaggio nell'Agrigentino. I carabinieri hanno denunciato e sanzionato 4 cacciatori, di cui 3 pregiudicati per aver ucciso diversi esemplari a rischio di estinzione. Il servizio d'apertura del nostro direttore Arturo Cantella. La scorsa notte militari del NORM della compagnia carabinieri di Cammarate in provincia di Agrigento hanno eseguito un importante servizio volto al controllo delle pratiche venatorie e alla repressione del bracconaggio nella zona della montagna. Oggi i risultati dell'operazione in una conferenza stampa tenuta dal comandante della compagnia di Cammarata, Sabino Dente. Con il servizio svolto nel periodo principale di caccia nell'isola, particolare anche per l'emergenza in atto, i militari hanno raggiunto notevoli successi in termini di prevenzione e repressione. In particolare sono stati controllati oltre 30 cacciatori, eseguite 4 perquisizioni, elevate contravvenzioni per un importo di 10.000 euro. Inoltre in Casteltermini hanno denunciato 4 uomini, di cui 3 pregiudicati, che cacciando con dei fucili vietati, poiché privi di riduttore del caricatore, avevano poco prima abbattuto diversi esemplari di coturnice siciliana, meglio conosciuta come pernice siciliana, volatile a rischio di estinzione, presente solo in Sicilia, che rappresenta l'emblema della fauna selvatica dell'isola. Al gruppo dei bracconieri, che hanno provato inutilmente a disconoscere la paternità dei corpi dei rari volatili, sono state sequestrate le armi, le munizioni e rischiano l'arresto fino a 8 mesi con un'ammenda fino a 3.500 euro. 3 dei 4 uomini provenienti dalla provincia catanese è stato staccato anche un verbale di euro 533 a testa per avere violato le indicazioni dell'ultimo decreto in vigore, in quanto usciti dal proprio comune di residenza senza un valido motivo. La compagnia in questo periodo, a cominciare dal weekend, ha eseguito una serie di controlli nel bel mezzo del periodo di caccia nella regione Sicilia, appunto per il controllo della correttezza delle pratiche venatorie e contro il fenomeno del bracconaggio. I risultati che sono stati conseguiti dalla compagnia sono importanti per 2 ordini di motivi. Il primo, appunto, per consentire la regolarità e la sicurezza tanto dei cacciatori quanto delle persone che abitano, comunque insistono con le loro abitazioni vicino a territori di caccia, e non solo, anche appunto la difesa della fauna locale, quella tipica siciliana, soprattutto le specie a rischio di estinzione, che in questo territorio particolarmente ricco proliferano e trovano la loro dimora abituale. Nell'ultimo periodo sono state elevate contravvenzioni per oltre 10.000 euro, controllate una serie di cacciatori, oltre la trentina, e il caso eclatante appunto si è verificato ieri, allorquando il nucleo operativo e radiomobile della compagnia ha sorpreso 4 cacciatori in possesso di 4 esemplari di coturnice siciliana, che è appunto l'emblema della fauna aviatica della Sicilia ed è in via di estinzione. I 4 esemplari erano stati già abbattuti ed erano in possesso dei cacciatori, i quali inoltre avevano dei fucili privi del riduttore della camera di cartuccia del fucile, per cui oltre a cacciare specie protette lo facevano con mezzi proibiti. I fucili e le munizioni ovviamente sono stati sequestrati e ai soggetti inoltre è stata elevata la contravvenzione per aver violato il DPCM del 3 novembre, in quanto 3 dei 4 erano residenti nella provincia catanese e si trovavano ovviamente per un motivo non giustificato al di fuori del proprio comune. Il rischio dell'attività del bracconaggio, delle pratiche non corrette, illegali dell'attività venatoria, in questo caso comportano il rischio dell'arresto fino a 8 mesi e sanzioni che vanno dai 1.500 ai 3.500 euro. Nuovo naufragio sulla rotta dell'immigrazione clandestina, da annegare nel Mediterraneo anche una bambina di 6 mesi. Lello Casesa.
Nuovo naufragio di migranti a circa 30 miglia a nord delle coste libiche di Sabrata. I testimoni che hanno visto questa tragedia sono stati volontari di Open Arms, l'unica nave umanitaria impegnata in questo momento. Erano aggrappati e galleggianti per cercare in ogni modo di salvarsi. Il gommone non ha retto il peso e si è capovolto con i giovani migranti che hanno cercato di attraversare il Mediterraneo. Almeno 6 hanno perso la vita inghiottiti dalle onde, tra cui un bimbo di soli 6 mesi proveniente insieme ai genitori dalla Guinea. Una brutta storia che continua a ripetersi nel mare Mediterraneo, dove centinaia di migranti fuggono con ogni mezzo dalla Libia per raggiungere l'Europa. Altri 88 migranti sono stati salvati grazie alla segnalazione di un gommone in difficoltà che ha attivato la ONG spagnola attraverso uno dei velivoli di Frontex. L'imbarcazione, dice la Guardia Costiera italiana, era in area SAR di responsabilità libica e la ONG è stata contattata in quanto mezzo più utilmente impiegabile al momento. Una volta raggiunto il punto indicato, i volontari si sono trovati di fronte a una difficilissima operazione di soccorso. Il gommone aveva a bordo circa 100 persone, tra le quali alcuni bambini e donne incinte. Non aveva retto il peso e molti di questi erano già in acqua, privi di salvagente e di dispositivi di sicurezza. Secondo la Guardia Costiera, il cedimento è avvenuto durante le operazioni di soccorso. Completato il bando per l'affidamento della progettazione esecutiva della strada Mare e Monti che collegherà i comuni della fascia centrale dei Monti Sicani alle strade statali 115 e 118. Arturo Cantella. Nell'ambito della visita effettuata dall'assessore alle infrastrutture onorevole Marco Falcone presso il Genio Civile di Agrigento, presente l'ingegnere capo architetto Rino Lamendola, si è discusso di un problema annoso che riguarda la viabilità delle strade della nostra provincia, della futura realizzazione della Mare Monti che collegherebbe i comuni montani al mare, e si è anche discusso delle strade urbane ad Agrigento che sono in uno stato pietoso. Allora, per quanto riguarda la strada Mare Monti, siamo nella fase di programmazione e di redazione, un po' più avanti della programmazione, siamo nella fase della progettazione esecutiva, quindi quando uscirà questo bando daremo 120 giorni, perché è un lavoro abbastanza delicato, daremo 120 giorni, quindi se il bando esce entro fine anno, possiamo pensare che già in primavera i lavori possano essere pronto il progetto esecutivo. Noi siamo già pronti. Manca soltanto il perfezionamento degli atti di finanziamento che devono arrivare da Roma, ma per questo sta lavorando l'assessore, credo che possa darvi informazioni più dettagliate l'assessore Falcone. Che strada sarà? Non so, una strada nuova si adatterà a noi, percorsi vecchi? Ci saranno tratti nuovi, ma tendenzialmente viene ammodernato il tracciato vecchio, quindi verranno interessati tutti i comuni di Bivona, Cianciana, Alessandria della Rocca, Villafranca Sicola, Lucca Sicola, Burgio, Cammarata, San Giovanni Gemini. Veramente è un'opera colossale, quindi che impegna risorse della regione, che poi sono fondi comunitari, come dicevo prima, per 123 milioni di euro. Noi siamo stati incaricati un mese fa, in un mese siamo riusciti a preparare il progetto del servizio, il bando, insomma tutta la documentazione di gara pronta perché si possa partire prima possibile con la progettazione esecutiva. Tutti i progetti che la provincia ha consegnato alla regione siciliana sono stati tutti finanziati. Anzi, l'abbiamo stamattina alla presenza dell'ingegnere Napoli del Libero Consorzio di Agrigento, abbiamo stimolato la provincia o l'Ex provincia a darci altri progetti. Oggi vi racconto anche una cosa, oggi abbiamo voluto percorrere la strada più dissestata tra Camarata e Lucca Sicola, che appunto è la SP24 e la SP35. Sono strade queste che diventano quasi delle mulattiere e lo abbiamo fatto perché mi insegna il dottore Quamici che un medico può curare bene il malato se lo visita, quindi un amministratore se va sui territori, nei territori più degradati, può conoscerli e può dare la cura. Adesso arriveranno i fondi per le strade urbane, poco fa abbiamo intervistato il sindaco ed è una cosa, ci ha anticipato che gliel'avrebbe chiesto. Agrigento è distrutta nelle strade urbane, ci potrà essere finalmente un sollievo per i cittadini della città che da anni sono abbandonati?
Guardi, l'ambizione del governo regionale è quella di fare un grande piano stradale per le strade anche interne. Purtroppo in tutti i grandi centri, a iniziare da Agrigento, ma da Catania, da Palermo, se voi andate, sembra che ormai queste città siano in una condizione di profondo degrado per quanto riguarda anche le strade interne. Attenzione, non è soltanto Agrigento. Questo perché? Perché da 20 anni la politica aveva deciso di non spendere più soldi all'interno delle strade urbane. Perfetto. Noi abbiamo prima lanciato intanto una grande campagna di riqualificazione delle strade urbane per i comuni al di sotto dei 2.000 abitanti. Abbiamo stanziato 10 milioni di euro e già i comuni li abbiamo dati ai comuni, a 82 comuni dell'isola, dopodiché stiamo procedendo a un altro parco, a un altro piano di intervento, stiamo soltanto valutando con Roma una riprogrammazione dei fondi. Noi abbiamo fondi del 2000, 2006, 2007, 2013, oltre che 14-20, se Roma ci farà utilizzare questi soldi potremo dare una grande boccata d'ossigeno per la riqualificazione delle strade urbane. La parabola dell'ex PM antimafia Ingroia, condannato ad 1 anno e 10 mesi. C'è il servizio. È stato condannato a 1 anno e 10 mesi per peculato l'ex PM Antonio Ingroia. La sentenza con il rito abbreviato è stata emessa dal GUP di Palermo. Ingroia era stato accusato di essersi appropriato di somme non dovute durante il periodo in cui era liquidatore della società Sicilia Servizi, incarico ricevuto dall'ex governatore della regione siciliana Rosario Crocetta. All'ex PM si contestava la percezione di rimborsi indebiti e di una indebita indennità di risultato. Per la prima accusa l'imputato è stato condannato per l'appunto ad 1 anno e 10 mesi, per la seconda invece è stato assolto per non aver commesso il fatto con la formula dubitativa. Ingroia fu nominato liquidatore di Sicilia Servizi, società in house della regione, a capitale interamente pubblico. Per 3 mesi nel 2013 ricoprì l'incarico di liquidatore, ma invece di chiudere la società ottenne utili per circa 150.000 euro. Secondo EPM, bypassando l'assemblea dei soci, l'ex magistrato si sarebbe liquiditato in conflitto di interessi un'indennità di risultato di 117.000 euro. Oltre all'aspetto dell'autoliquidazione, l'accusa ha puntato il dito contro l'ammontare dell'indennità. La legge infatti stabilisce che non possa essere superiore al doppio dello stipendio annuo lordo del manager, stipendio fissato per Ingroia in 50.000 euro, ma che per il 2013, avendo l'ex magistrato lavorato solo 3 mesi, era di molto inferiore. Peraltro la somma incassata dall'ex manager non confermato nell'incarico avrebbe ridotto l'utile della società informatica della regione a poco più di 33.000 euro. Nei conti di Ingroia, insomma, sarebbe finito poco meno dell'80% degli utili della società. Diversa invece la valutazione del GUP, secondo il quale il fatto non costituisce reato, formula assolutoria che esclude la sussistenza del dolo. Sotto inchiesta anche rimborsi per spese viaggio dovuti solo per i trasporti, diceva una norma regionale estesa a vitto e alloggio da Ingroia con una delibera che lui stesso aveva firmato in 20 mesi di viaggi tra Roma, città in cui viveva dopo aver lasciato la magistratura, e Palermo, dove ricopriva la carica di amministratore della società. Solo gli alberghi e ristoranti avrebbe speso 37.000 euro, tutti pagati dalla regione. Indebitamente ha sostenuto la procura e, vista la condanna, anche il GUP. Eppure si chiamò Rivoluzione Civile il primo movimento fondato da Ingroia dopo aver lasciato la magistratura con un gesto clamoroso all'indomani della chiusura dell'indagine sulla trattativa Stato-mafia. Alle elezioni del 2013 da candidato premier l'ex procuratore aggiunto prese il 2%, poi passò ad azione civile senza miglior fortuna ed infine si è candidato sindaco del comune di Campobello di Mazara nella provincia di Trapani. Ha preso il 18,6% contro il 66,9% dell'eletto Giuseppe Castiglione. Immancabili ovviamente le critiche a chi non lo ha voluto e le considerazioni sul peso della mafia nella provincia di
Matteo Messina Denaro. L'imputato eccellente vede comunque il bicchiere mezzo pieno, viene infatti assolto dell'accusa più pesante, quella di essersi liquidato un'indennità di risultato non dovuta, tra l'altro per un intero anno, il 2013, nel corso del quale aveva svolto il proprio incarico solo per poco più di 3 mesi. Da settembre a dicembre gli erano stati sequestrati per questo 150.000 euro. Gliene ridaranno 116.000. Sono soddisfatto a metà, dice, perché sono stato scagionato dall'accusa più grave con cui ero stato crocifisso mediaticamente. I PM Pierangelo Padova ed Enrico Bologna avevano chiesto 4 anni. Ingroia è pronto con gli avvocati Enrico Sorgi e Mario Serio a dare battaglia in appello. Chi mi nominò, apprendiamo dalla stampa, sapeva benissimo che dal 2012 mi ero trasferito a Roma, spiega ancora Ingroia, e che dovevo spostarmi a Palermo. Lecite le spese di viaggio, mi contestano quelle di soggiorno, se avessi dovuto pagarmele con la mia indennità mensile di circa 3.000 euro ci avrei perso. Vedo però una disparità di trattamento, dice ancora, persecuzione da parte dei suoi colleghi. Non voglio tirare queste conclusioni, dice sempre l'ex PM, ma potrei parlare di giustizia dimezzata. Ho segnalato più volte la malagestione di Sicilia Servizi, ma le mie denunce alla procura di Palermo non hanno avuto seguito. Io invece sono finito indagato 4 volte, in 3 casi ho ottenuto l'archiviazione su richiesta della stessa procura e ora sono stato condannato, anche se per l'ipotesi meno grave delle 2 contestate. 60 nuovi casi di Covid-19 rilevati in provincia di Agrigento, 27 le guarigioni, 15 nuovi ricoveri. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 200 tamponi, 56 le persone attualmente in quarantena, 27 le guarigioni, nessun decesso. Agrigento registra più 12, Canicattì più 21, mentre gli altri paesi sono nell'ordine di 0, oppure 1, 2, 3 o 5 casi a Favara. I paesi con più casi di contagi totali invece sono Sambuca di Sicilia 140, Canicattì 145, Sciacca 136, Licata 118, Agrigento 116, Favara 81. E si è svolta una riunione presieduta dal prefetto Maria Rita Cocciufa del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata alla prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di assembramento. Si è confermato che i sindaci dei comuni dove si registrano maggiori criticità provvederanno a delimitare o interdire gli spazi urbani interessati da assembramenti. È stata inoltre concertata l'implementazione e la massima intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza sul territorio. Le speranze ci sono tutte e sembrano anche molto buone. La speranza per un vaccino che possa mettere fine al Covid-19. Siamo un passo più vicini a poter potenzialmente offrire alle persone di tutto il mondo la svolta tanto attesa per contribuire a porre fine a questa pandemia globale, ma non possiamo richiedere l'autorizzazione alla FDA per l'uso in situazioni di emergenza solo sulla base di questi risultati di efficacia, sicurezza e produzione. Sono i 3 requisiti necessari prima di poter richiedere l'autorizzazione. C'è sì tanto orgoglio, ma anche tanta prudenza nella comunicazione ufficiale del nuovo vaccino contro il coronavirus negli States come in Europa e anche a Catania, dove dal 1959 esiste un sito farmaceutico assimilato da Pfizer nel 2009, che è uno dei poli produttivi d'eccellenza nel panorama farmaceutico globale, fornitore a livello mondiale di antibiotici iniettabili, penicillinici e non, che ha visto recentemente anche un potenziamento del suo ruolo nella produzione di farmaci iniettabili sterili, per cui sono previsti investimenti di 18 milioni di dollari in 2 anni. E se lo stabilimento catanese, spiega un portavoce aziendale, al momento non è assolutamente coinvolto dal processo di produzione del promettente vaccino, non è detto che non potrà esserlo in futuro ed anche molto prossimo. Attualmente i siti di produzione del candidato vaccino di Pfizer per il Covid sono infatti negli USA, gli stabilimenti di St. Louis, Andover, Michigan, oltre a Purs in Belgio, che provvederà prevalentemente per la fornitura europea, ma dall'azienda, vista la potenziale enorme quantità di dosi necessarie, si annuncia che altri siti verranno selezionati. Uno scenario nel quale potrebbe
certamente rientrare anche lo stabilimento catanese. È chiaro che siamo orgogliosi di Pfizer USA, commenta così il segretario provinciale della Fialc Cisal Catania Giuseppe Lamendola, e speriamo che il ciclo si possa completare con successo. Attualmente Pfizer sta risultando essere leader nelle biotecnologie e nei vaccini, veri protagonisti di una profonda e radicale rivoluzione industriale, ed è in forte fermento circa la rimodulazione dei suoi asset strategici, che la stanno vedendo protagonista di acquisizioni e collaborazioni mirate con altre società, come appunto la BioNTech, con cui sta coproducendo il vaccino per sviluppare nuovi processi di produzione farmaceutica altamente qualitativi. In questo quadro continua Lamendola, il nostro sito di Catania, che si occupa essenzialmente della produzione di iniettabili sterili e che fa parte dell'asset biotecnologico di Pfizer, si pone sicuramente come al centro di questo sempre più crescente interesse della società nel destinare investimenti atti al riammodernamento delle attuali tecnologie di processo, come dimostrano gli importanti investimenti voluti dall'attuale management. E non dimentichiamo, prosegue, che Catania è geograficamente strategica in quanto al centro del Mediterraneo, e sappiamo benissimo che una delle maggiori problematiche della buona riuscita del nuovo vaccino e dei farmaci biotecnologici in generale sarà la speciale logistica, che vedrà spedizioni dove il prodotto dovrà viaggiare a bassissime temperature atte a salvaguardarne il prezioso contenuto. Insomma, la geografia sarà importante, le distanze tra i siti di produzione farmaceutica non possono quindi essere sottovalutate. Il Mediterraneo è strategicamente favorito nella logistica e Catania riveste del circuito di Pfizer uno dei siti più performanti nella catena di rifornimento dei farmaci ai pazienti. Di tutto questo si parlerà però al fine mese in un incontro già previsto con i vertici aziendali di Pfizer. Come Cisal promette Lamendola, cercheremo di essere il migliore ed il maggiore interprete dei lavoratori in questo momento delicatissimo dello scenario farmaceutico mondiale. Per noi è necessario che il sito Taneo sappia intercettare questa nuova importante opportunità industriale, che rappresenta sicuramente per tutti gli attori istituzionali una cogente responsabilità nell'interloquire con Pfizer e di rendere il territorio e il lavoro ancora più appetibile attraverso moderni accordi di secondo livello circa la gestione del personale e partenariati con le nostre università, fra le migliori circa la ricerca scientifica, le ingegnerie applicate, processi di qualità, per far sì che il nostro territorio conosca una nuova fase di sviluppo e possa così incamerare il futuro, quello che oggi grandi aziende come Pfizer, conclude, ci stanno fortemente indicando di avere il coraggio di percorrere. L'agrigentino Michele Sodano, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, a gamba tesa contro lo stato della sanità in Sicilia. Arretrata ed impreparata la definisce, ecco perché è arancione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un'interrogazione parlamentare è stata inviata al Ministro della Salute, onorevole Roberto Speranza, fatta dal deputato agrigentino l'onorevole Michele Sodano del Movimento 5 Stelle, e che potrebbe anticipare il commissariamento della sanità nella nostra regione. Tra i punti inseriti nella missiva, quello che le autoambulanze impegnate quotidianamente nel trasferimento di casi positivi al Covid nella struttura di ricovero sono spesso guaste e costrette a fermarsi lungo il percorso, e che le stesse sono di numero esiguo e mal equipaggiate e restano in servizio oltre il chilometraggio consentito, e che al momento, considerando l'evento straordinario causato dall'attuale pandemia, esiste una difficoltà seria a gestirlo. I locali del pronto soccorso sono inadeguati, piccoli e malfunzionanti, privi di strutture adeguate. Solo una piccola tenda con 6 sedie che serve a malapena spogliatoio, senza nessuna precauzione, in particolare sui rifiuti speciali. Altro punto riguarda l'ospedale di Ribera, circa il mancato rispetto dei tempi di consegna del presidio ospedaliero della struttura Covid dello stesso ospedale.
Diciamo che ci siamo meravigliati quando Musumeci e l'assessore Razza hanno visto che la Sicilia era nella zona arancione, che chiaramente è una zona che ha più restrizioni rispetto alle zone gialle, ma noi non l'avremmo mai voluto e non è come dice Musumeci che questa è stata una scelta arbitraria di Conte. Sui dati del Comitato Tecnico Scientifico per le strutture di ricoveri per i posti letto la Sicilia purtroppo rischia un crollo totale della sanità. L'ha detto anche il sindaco Orlando di Palermo. Allora qual è la cosa da dire? Innanzitutto è spingere Musumeci e Razza a raddoppiare i posti letti nelle prossime settimane. Noi abbiamo dato 150 milioni come governo per la sanità, perché ne sono stati spesi solamente 50 milioni? Perché durante il periodo estivo non si è fatto in modo di aumentare le nostre possibilità nella sanità locale. Purtroppo noi in Sicilia siamo più sfortunati rispetto alle altre regioni perché abbiamo avuto anche degli scandali. I responsabili Covid 6 mesi fa sono stati arrestati perché dei soldi che arrivavano per il Covid non si sa che fine hanno fatto. Quindi in questo momento però non deve essere uno scontro, in questo momento c'è un dialogo tra Razza e Musumeci perché non è il momento degli scontri, ma è il momento di mettere la sanità regionale siciliana al passo delle altre. Anche in questo modo potremo evitare che la Sicilia sia in zona arancione, metterla in zona gialla e fare in modo così anche che l'economia ritorni a respirare, perché ricordiamoci che se oggi ci sono delle restrizioni anche per quanto riguarda le nostre imprese è dovuto al fatto che la Sicilia purtroppo per la sanità regionale non permette ai siciliani di essere sicuri, magari come è successo nel Lazio, in Campania o nelle altre regioni. Lei fa parte della Commissione Bilancio della Camera, in tanti pressano, vediamo manifestazioni in piazza per il ristori, siamo di nuovo in lockdown con questa modulistica di colore giallo, rosso e arancione, la Sicilia è arancione. Ecco, che risposte darete in tempi immediati alle persone, a chi in questo momento sta soffrendo non solo di pandemia ma anche economicamente? Ma naturalmente la situazione economica è disastrosa in questo momento perché accompagna quella che è una crisi sanitaria che non potevamo aspettarci. Noi abbiamo già messo in conto un decreto Ristori 1, un decreto Ristori 2 per ampliare le platee di gente che devono beneficiare e siamo pronti a fare un nuovo scostamento di bilancio per dare, come in Germania, come in Francia, tutti i soldi che servono agli imprenditori per non chiudere ma anzi prepararsi alla ripartenza che sicuramente avverrà. Quindi questo Stato è vicino alle imprese, è vicino ai lavoratori con la cassa integrazione e tutto quello che c'è da fare noi naturalmente lo facciamo. Naturalmente il consiglio oggi anche per supportare la nostra economia di fare acquisti locali, di cercare anche di andare a comprare tramite le nuove modalità che sono del take away da tutti i ristoratori ad Agrigento, nella nostra provincia, che si stanno adattando con questi nuovi metodi, sperando che nell'arco di un mese riusciamo a rientrare in dei meccanismi più normali, quindi responsabilità e sicurezza oggi per metterci questa crisi alle spalle. A scuola con le mascherine, ma i genitori protestano. Vediamo. Io non è che sono per non portare la mascherina, perché portare la mascherina è il DPCM che ce lo consente e poi è pure giusto portare la mascherina. Però bambini dalla quinta elementare che entrano in prima media sono bambini di 11 anni con patologie come mio figlio, non può tenere la mascherina 7 ore di scuola. O la fanno una cosa alternata o si interessa il sindaco De Luca con l'ASP e vede o viene qua, parla con la preside e si prende un'alternativa. Ci deve essere un'alternativa perché i bambini stanno male 7 ore studiando con questa mascherina in bocca. A prescindere che fa pure male, perché quelli che respirano se li ingoiano di nuovo, perciò non è una cosa che fa bene. All'inizio, quando è cominciata la scuola, loro facevano il distanziamento di 1 metro, 1,5 metri, dopodiché si toglievano la mascherina, no, si abbassavano la mascherina. Quando facevano la ricreazione se la rimettevano, se la toglievano, c'era un'alternativa più facile. Invece ora no, il DPCM, il signor Speranza, gliela deve fare mettere ai suoi figli la mascherina 7 ore, noi i nostri figli, perché non ce l'abbiamo sulla pancia noi i nostri figli. Vogliamo la sicurezza a scuola, perché i nostri bambini onestamente escono fuori, se ne vanno a giocare, non lo possono dire mai che lei è positivo, che mio figlio cammina con lei, no, però vogliamo la sicurezza qua a scuola.
vogliamo, sindaco De Luca, di salire qua. Parla con la preside e noi ci mettiamo tutti d'accordo e siamo tutti qua. E parliamo anche con il sindaco. Noi vogliamo una sicurezza, ma se nunca non mandiamo più i bambini a scuola, mi dispiace. Eduscopio pubblica la classifica delle migliori scuole superiori, ci sono anche Palermo e Catania. Lello Casesa. Uno studio condotto dalla Fondazione Agnelli, denominato Eduscopio, fornisce un importante dato sulla qualità degli istituti di secondo grado nel Paese, confermando al nord il miglior livello di istruzione e prospettive, mentre vengono penalizzate quelle meridionali che si piazzano all'ultimo posto nella classifica generale. Eduscopio è il lavoro che la Fondazione Agnelli offre da 7 anni per far comprendere alle famiglie e agli studenti italiani quale istituto possa meglio formare i ragazzi. Lo studio si basa sui risultati ottenuti nel primo anno di università da chi è stato matricola nel 2015, 2016, 2017 e quindi nella stagione precedente studente del rispettivo classico, scientifico, linguistico ed artistico. L'analisi dimostra che il ruolo dei licei, anche in una stagione di pandemia, fatica a mostrare novità tra altri istituti storici in Italia per dividersi il primo posto. Milano il livello di istruzione dei licei classici, pubblici e soprattutto quello dei privati diventa uno dei migliori. A Roma, primo fra tutti il liceo classico Torquato Tasso, il Vivona a Roma Sud Benestante Eur e il Visconti. A Torino in testa il classico Cavour, a Napoli il primato è ancora del Sannazzaro. Di sud ancora niente, più dinamici i licei scientifici con classifica sempre a Milano, Venezia, Firenze e Bologna e poi al sud con Napoli, Catania e Palermo. Eduscopio analizza anche il tasso di occupazione sugli istituti tecnici e professionali che per un diplomato medio è pari al 49,59%. In generale la possibilità di trovare lavoro per gli istituti tecnici nonostante il periodo Covid rimane sempre la più percorribile. È un momento difficile per il Paese e per le sue scuole, ha detto il direttore della Fondazione Agnelli Andrea Gavosto. Molte famiglie che hanno figli all'ultimo anno delle medie sono spaesate e possono avere maggiori difficoltà durante questa emergenza sanitaria a farsi un quadro chiaro in vista della scelta dell'indirizzo di studio dell'istituto superiore per il prossimo anno scolastico. Al Comune di Agrigento le carte d'identità sono rilasciate entro 7 giorni, così annuncia l'assessore comunale con delega all'anagrafe Roberta Lala, che spiega: ho voluto comprendere i tempi di consegna delle carte d'identità, ho voluto verificare che non esistono più i tempi biblici di cui si parlava. Il servizio è reso con una prenotazione che raggiunge un tempo massimo di 7 giorni, è già abbastanza ragionevole, ma cercheremo di migliorarlo ulteriormente e terremo conto di eventuali esigenze. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Oggi commemorazione delle vittime della strage di Nassiriya, iniziativa anche a Montevago. Ci sono i servizi. Io voglio dire solo 2 parole ed sono legati a questi anni 2000, all'inizio degli anni 2000, con questo terrorismo internazionale che ha mietuto milioni di vittime, cominciando dalle Torri Gemelle e dagli attacchi negli Stati Uniti, e per questo comune ha una piazza dedicata ad una delle nostre concittadine che viveva in quella terra, all'eccidio che c'è stato con Nassiriya, dove l'Arma dei Carabinieri, che ringrazio qui per la presenza e per il lavoro che svolge nel territorio di Montevago, l'Arma dei Carabinieri ha pagato un tributo altissimo, considerato il fatto che erano lì per una missione che deve essere una missione di pace. Quindi l'idea di andare per una missione di pace e trovare la morte sicuramente è una delle note tragiche di questi anni bui.
anni che sono stati caratterizzati ad intervalli da continui attacchi, gli ultimi quelli in Francia non più tardi di una settimana, 10 giorni fa, quindi diciamo questa scia di sangue è una scia inarrestabile. Io ritengo che ogni qualvolta all'odio sfrenato non si ponga rimedio con la razionalità e l'accoglienza, l'uomo non uscirà vivo, ecco, da questo continuo conflitto, che è un conflitto di animi esasperati ed esacerbati. Vale per le grandi lotte che vengono fatte in nome di un Dio che non può consentire la morte, vale per le piccole lotte quotidiane che non portano sicuramente a cose buone quando si interviene con la violenza. Ecco, io dico che oggi, in questo 12 novembre del 2020, ogni forma di violenza non può trovare giustificazione, da qualunque parte e in qualunque maniera nasca e si sviluppi. Questo è il pensiero che voglio dire da sindaco di questa comunità e per questa giornata di oggi. L'Arma dei Carabinieri, devo dire, in quella occasione abbiamo avuto anche carabinieri siciliani che hanno perso la vita, mi viene in mente il carabiniere in Travaia, il cui figlio Marco, come vittima di caduti in missione di pace, oggi lavora per esempio per la regione siciliana, ecco, quindi e all'epoca dei fatti credo avesse non più di 2 o 3 anni, quindi accanto a queste morti ci sono poi mogli, figlie che rimangono, diciamo, privati di quegli affetti che sono gli affetti più cari, quelli di un padre e di una madre. Il ricordo della strage di Nassiriya, l'attentato alla base italiana in Iraq nel quale, nel 2003, persero la vita 17 militari e 2 civili, è sempre vivo, specialmente oggi nella giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali. Dopo la cerimonia del 4 novembre, festa delle Forze Armate, la strage del 12 novembre di 17 anni fa rappresenta uno degli atti recenti più devastanti nei confronti delle forze armate italiane in missione nei territori di crisi. Quello fu il Ground Zero italiano. Nella strage l'Arma dei Carabinieri pagò un tributo pesantissimo, con 18 vittime che si trovavano all'interno della palazzina del quartier generale dei Carabinieri in Iraq, nell'ambito della missione italiana Antica Babilonia. Un evento che colpì a cuore la nazione e che portò ad espressioni di solidarietà sentite nel cuore dei cittadini e delle autorità. Fu talmente sentita che ogni anno, anche sui social, molti cittadini comuni ricordano quella strage e il film che fu dedicato a chi fu vittima di quella. Ragazzi e ragazze, uomini e donne che servivano la patria e si rendevano disponibili verso i cittadini di quel luogo, non pensando minimamente a distinzioni di vario genere, un servizio che mise in risalto l'umanità di chi, anche imbracciando un'arma, può dare in momenti critici e di guerra, in zone cosiddette difficili, un gesto, un qualche cosa che ricordi che siamo tutti figli di questa terra. Per questo si vuole ricordare le parole del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che in un messaggio al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, in occasione della giornata, afferma: il pensiero e la gratitudine del Paese sono rivolti al sacrificio degli uomini e delle donne che, consci del rischio ai quali andavano incontro, con coraggio e silenziosa abnegazione hanno sacrificato la propria vita per la difesa della pace e per l'affermazione dei diritti. Mattarella ha voluto sottolineare l'importanza del nostro Paese nelle dinamiche internazionali, che dovrebbero portare alla pace e alla stabilizzazione di intere aree geografiche martoriate da guerra e terrorismo, prive della libertà, e a questo lavorano i civili e militari, che sono protagonisti di missioni di pace e che vivono situazioni davvero complicate, specialmente oggi con la pandemia in corso. E ritornando alle parole di Mattarella, il Presidente conclude il suo messaggio: questo prezioso momento di ricordo sia fonte di riflessione e rinnovato impegno di solidarietà, nella corrispondenza al vincolo morale rappresentato da quanti sono caduti, ai familiari che portano su se stessi l'angoscia e la tristezza della perdita dei loro cari, va la riconoscenza della Repubblica e la mia commossa ed affettuosa vicinanza. Parliamo adesso del percorso Archeofede che lega la Valle dei Templi al centro storico di Agrigento. Vediamo.
Al via il progetto Archio e Fede, recupero del patrimonio ecclesiastico e dei beni archeologici della Valle dei Templi, alla loro ricollocazione in cattedrale. L'iniziativa, realizzata con il contributo dell'assessorato regionale per il turismo, il Museo diocesano dell'Arcidiocesi di Agrigento e l'associazione Ecclesia Viva, per la quale anche altre istituzioni agrigentine hanno concesso il loro patrimonio gratuito, riconoscendole la valenza culturale e l'incidenza turistica che avrà sul territorio. Al progetto ha anche aderito l'Ordine degli Architetti di Agrigento, che è anche uno dei partner. La frana del 66 ad Agrigento ha colpito uno dei centri storici più belli d'Italia, ma sicuramente i più interessanti sotto il profilo storico-architettonico, perché noi da sempre ribadiamo che il centro storico di Agrigento, che Agrigento è la Valle dei Templi. Lo abbiamo enunciato in un convegno internazionale nel 98, proprio parlando di un progetto per la Valle dei Templi, dove Agrigento era il fulcro della stessa valle. Da quegli anni a oggi tante cose sono cambiate. Uno fra tutti, abbiamo disgregato un centro storico, lo abbiamo svuotato dei suoi rapporti umani e dei suoi rapporti storici con la città. In questi anni, da quando questo Consiglio dell'Ordine degli Architetti si è insediato, abbiamo avuto un partner importantissimo che è stata la Curia Arcivescovile di Agrigento, con la quale noi abbiamo sostenuto tutta una serie di iniziative importantissime per valorizzare il centro storico, vedendo nella Curia Arcivescovile il vero motore pulsante di una rigenerazione urbana e umana di questo centro storico. Lo abbiamo fatto parlando della cattedrale, lo abbiamo fatto parlando di Educa Agrigento, quel progetto interessantissimo, avendo iscritto Agrigento alla Carta Internazionale Barcellona delle Città Educative, e oggi siamo qui a parlare di archeologia e fede con il passaggio di questi sarcofagi importantissimi che rappresentavano anche le fonti battesimali della cattedrale, spostati durante la frana del 66, che rientrano nella cattedrale, e riportandoli nella cattedrale diamo ulteriori strumenti per poter visitare il nostro centro storico, e l'Ordine degli Architetti non poteva che non essere presente in questo percorso, di cui ringraziamo la Curia Arcivescovile per averci invitato a stare ancora una volta insieme. Riflettori puntati sulla raffineria di Milazzo, protagonista di 2 processi. Vediamo. Ci siamo incontrati qualche anno fa, quando all'atto dell'avvio di questi processi penali, con i dibattimenti per 2 processi che riguarda il disastro innominato colposo, quello che attualmente in base alla nuova normativa sugli ecoreati sono disastro ambientale, contestato a diversi direttori generali e responsabili dirigenti di settore della raffineria di Milazzo, con riferimento all'evento dell'incendio del serbatoio che è occorso tra il 26 e il 27 settembre 2014. L'altro processo penale è sempre disastro innominato colposo, che ha riguardato sempre ex direttori generali di raffineria di Milazzo, però relativamente alla ipotesi di associazione tra patologie che hanno una particolare incidenza dal punto di vista statistico in termini di mortalità, di ospedalizzazione o incidenza oncologica nel territorio del comprensorio del Mela, rispetto, e quindi l'associazione fra queste patologie e le emissioni inquinanti di raffineria, vale a dire che in questo processo si accerta se vi sia questa associazione e se l'incidenza di queste patologie possa sia come causa, ovvero anche come mera concausa, ricondursi dal punto di vista causale alle emissioni inquinanti di raffineria di Milazzo. Chiaramente sono processi molto delicati, molto complessi, in particolare quest'ultimo, rispetto al quale per esempio io posso aggiornarla del fatto che il 28 di settembre, quindi qualche giorno fa, si è tenuto un'udienza di prosecuzione dove sono stati sentiti i testi del pubblico ministero. Testi del pubblico ministero tutti di particolare importanza, perché parliamo del direttore dell'ARPA di Messina e tutta una serie di dirigenti e tecnici di settore dell'ARPA, e questi per esempio che ho esaminato, controesaminato anche io, posto che io e i colleghi Rutelli, Speranza e anche il collega Imbruglia di Barcellona rappresentiamo insieme oltre la metà delle parti civili di persone fisiche, persone che risiedono nel territorio, quindi un centinaio di parti civili, quindi
e abbiamo formulato tutta una serie anche noi di domande a precisazione e abbiamo evidenziato, si è evidenziato in questo esame testimoniale come effettivamente si è confermato come in un periodo fino al 2014 vi siano stati tutta una serie di accertati superamenti di livelli di concentrazione di inquinanti atmosferici di particolare importanza, l'anidride solforosa e i cosiddetti idrocarburi non metanici, che sono classi di composti che, oltre a essere nocivi e pericolosi per la salute, sono anche dei composti di elevato livello odorifero, odorigeno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.